Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video rispetto sul mercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. Rieccoci in una domenica di calciomercato. In questo video parleremo delle principali notizie di mercato, appunto, di questa settimana. Alcune notizie che sono uscite ieri, sabato, alcune venerdì, che mi sono arrivate venerdì anzi. Partiamo subito. Allora, al momento, come circola in giro su alcune piattaforme, che Massantuno potrebbe arrivare in prestito ad alcune squadre di Serie A. A me non risulta niente riguardo a questa trattativa. A me risulta che il calciatore argentino appena arrivato a Real, a Madrid, in Spagna, si trovi bene lì. Ovviamente c'è da crescere, a 17 anni, 17-18 anni, è ancora molto giovane. Certo, un prestito non c'è da escludere, ma non c'è, si potrebbe fare un prestito, ma a giugno, non a gennaio. Al momento, diciamo, ehm, sia Real Madrid che il procuratore del giocatore, sia Massantuno, non sembrino accordarsi per un prestito in Serie A, ma nemmeno all'estero, in altre squadre. Poi Sergio Ramos, abbiamo una notizia di Sergio Ramos. Allora, Sergio Ramos, da quanto mi risulta, qualche notizia delle mie fonti, ehm, potrebbe essere nel mirino, cioè è nel mirino, non potrebbe essere, ehm, cioè nel mirino del Milan e di alcune squadre inglesi. Il Milan, diciamo, è l'opzione più, scusate, sto dicendo un attimo una cosa. Ah, ok, l'opzione, tra virgolette, meno plausibile perché? Perché per lo stipendio che prende, anche al Monterrey, prende, perché per chi non lo sapesse, anche in Messico ci sono stipendi molto alti, come appunto Sergio Ramos. E in pratica eh, il giocatore potrebbe approdare appunto a Milano, però tra virgolette è meno plausibile che arrivi a Milano, appunto per lo stipendio. Potrebbe, diciamo, approdare anche in Inghilterra. Diciamo, lui ha un sogno, vuole giocare il mondiale quest'estate con la Spagna, vuole avere una chiamata per la Spagna per il mondiale. Io volessi pure a Napoli, volessi proprio a Napoli, sinceramente, mi piacesse. Cioè, a Napoli potrebbe fare molto bene, soltanto Antonio Conte, perché tra l'altro può fare sia il braccetto di sinistra che di destra, può fare anche il terzino destra e sinistra, se non mi sbaglio, oltre che al difensore centrale. Diciamo che però al momento diciamo il Milan e queste squadre di Premier che non vi faccio ancora il nome hanno iniziato a sondarlo, non sono trattative avanzate. Poi Gabriel Jesus, calciatore brasiliano, è stato, diciamo, adocchiato, si sono avviati dei contatti col Milan. Le due parti già si sono incontrate nel weekend, o venerdì, o venerdì sera o sabato o mattina, oggi è sabato mattina, che in pratica il Milan, se non riesce a prendere Nicolas Fulkrug, potrebbe acquistare appunto Gabriel Jesus. Diciamo che Gabriel Jesus rispetto a un Nicolas Fulkrug
è una seconda alternativa, anche se io non è che lo vedo come seconda alternativa a un Nicola Fulkrug. No, a me lascerei in secondo piano Fulkrug e andrei a puntare tutto su Gabriel Jesus. Secondo me, poi Milan è libero fa che boys. Poi le due parti sia Gabriel Jesus, calciatore dell'Arsenal, e il Milan si incontreranno dopo Natale, o il 27, o il 28, o il 29 di dicembre. E poi magari si fa un resoconto di questa trattativa e poi se ne riparlerà direttamente il 2 gennaio, 2 di gennaio. Poi, come ultima notizia che parleremo di Lucca. Allora, Lucca, come sapete, è stato messo nel mirino di alcune squadre. Però il Napoli per andarlo a cedere dovrebbe prima riscattarlo a 30 milioni se non sbaglio e poi andarlo a cedere alla squadra. Magari quando la trattativa sta per raggiungere la fine, può decidere di Napoli di stoppare un attimo, dici dammi una settimana di tempo in modo che io vado a riscattare Lucca dall'Udinese e te lo cedo. E oltre alle squadre italiane come Cagliari e Milan, sul giocatore italiano c'è anche una squadra estera, nella squadra che è in cerca di attaccanti, in cerca di nome giovane o di un nome giovane per l'attacco, e cioè il West Ham che appunto come detto in precedenza vuole un nome giovane e sta pensando proprio al giocatore del Napoli, che secondo me non è una cosa certa, potrebbero offrire più di 30 milioni, secondo me. Perché per il budget che hanno le squadre inglesi, secondo me sì. Potrebbero offrire più di 30-35 milioni. Vabbè, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!